Santa Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, unica figlia di Antonio e Amata Ferri, nacque a Rocca Porena nel 1381. I suoi genitori sono descritti dalle cronache come persone molto religiose. Su di loro da secoli si tramanda la leggenda chiamata delle api. Secondo i racconti arrivati fino ai nostri giorni, mentre Antonio ed Amata erano intenti a mietere il grano, la piccola Rita era adagiata sotto un albero all'interno di una cesta. Un contadino, feritosi ad una mano con la falce, si accorse che attorno alla bambina c'era uno sciame di api. L'agricoltore mosse l'arto ferito per allontanare gli insetti. Questo gesto, secondo la leggenda, gli fece rimarginare il taglio e le api, invece di pungere l'infante, le depositarono del miele in bocca. Questo tradizionalmente è considerato il primo miracolo di Santa Rita. Quest'ultima, fin da piccola, desiderava farsi suora, ma per volere dei suoi genitori si sposò a 16 anni con il comandante della guarnigione di Colle Giacone, Paolo Mancini, uomo che gli storici definirono di nobile famiglia e dal carattere orgoglioso ed autoritario. Dalla loro unione nacquero due figli, Gian Giacomo Antonio e Paolo Maria. Rita dedicò una cura particolare alla sua famiglia e soprattutto alla conversione del marito, che aveva avvicinato alla fede cattolica. Dopo 12 anni di matrimonio, un fatto di cronaca sconvolse la famiglia Mancini. Infatti Antonio, mentre rientrava a casa, venne ucciso. Rita perdonò l'assassino del marito, ma temeva che i suoi figli, crescendo, avrebbero potuto pensare ad una vendetta. Allora lei, onde evitare questo, nelle sue preghiere chiese addirittura la morte dei propri figli, piuttosto che vederli responsabili di atti di violenza. Poco tempo dopo i due ragazzi si ammalarono e morirono nello stesso giorno. Rimasta sola, Rita chiese di poter entrare nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena di Cascia, ma sia il suo stato vedovile che il fatto di cronaca che colpì la sua famiglia gli negarono per 3 volte l'accesso al convento. Ma grazie all'opera di conciliazione che la stessa attua nei confronti delle famiglie di suo marito e del suo assassino, riesce ad essere accolta dalle suore agostiniane. Di Rita, anche sul suo ingresso al monastero di Cascia, è una leggenda, secondo la quale la donna fu portata in volo da 3 santi, Agostino, Giovanni Battista e Nicola da Tolentino, dallo scoglio di Rocca Porena fin dentro le mura del monastero. Questo episodio, secondo la leggenda, convinse la madre badessa, che la accolse nel monastero, dove Rita visse fino alla sua morte, dedicando 40 anni della sua vita interamente alla preghiera. Molti sono i segni soprannaturali che i credenti attribuiscono a Santa Rita da Cascia. Si narra che la sera del Venerdì Santo, dopo la predica di un frate, impressionata dalla passione di Cristo, avrebbe ricevuto sulla fronte una spina dalla corona di Cristo, che però sparì dopo alcuni giorni. La spina riapparse in seguito ed accompagnò la suora negli ultimi 15 anni della sua vita. Sor Rita morì il 22 maggio del 1447, fu proclamata santa da Papa Leone XIII nel 1900. Ed a Favara, in occasione della festa di Santa Rita, che quest'anno cade alla vigilia della Pentecoste, il parroco della chiesa San Vito di Favara, Don Diego Acquisto, ha stilato il programma degli appuntamenti. Quest'ultimi iniziano tutti alle ore 17:30 con la recita del Santo Rosario e continuano con la celebrazione eucaristica. Oggi si vive il secondo momento del triduo di preghiera, dedicato questo alla famiglia. Domani invece sarà celebrata la giornata della legalità. Nel corso della Santa Messa sarà benedetto il quadro della legalità per non dimenticare, opera del maestro Vincenzo Patti, che ricorda il tragico crollo avvenuto lo scorso 23 gennaio in via del Carmine a Favara. Vincenzo Patti reciterà anche la preghiera dell'artista. Una supplica per la città invece sarà letta dal sindaco Mimmo Russello. Subito dopo una fiaccolata si muoverà da Piazza San Vito verso Vicolo della Musica, luogo significativo questo per la città. Infatti è il posto dove 64 anni fa veniva ucciso l'allora sindaco Gaetano Guarino.